Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. È morta Maria Cristina Gallo, la professoressa che denunciò lo scandalo dei referti in ritardo all'ASP di Trapani. I suoi risultati arrivarono quando il tumore era già in uno stadio avanzato. Voglio cambiare vita, presunto boss di Brancaccio si pente, la sua confessione potrebbe aprire scenari importanti sul business della droga. Prima dello stupro di gruppo al Foro Italico, Asia aveva denunciato altri 2 giovani sempre per violenza sessuale. Sono stati adesso rinviati a giudizio. Lunedì la perizia su un audio intercettato della giovane. Ultime ore di speranza per la donna travolta e dispersa nel fango a Favara. Domenica lo stop alle ricerche di Marianna Bello. Palermo, nuovo atto vandalico nel centro Padre Nostro voluto da Don Puglisi allo Zen. Il responsabile dice devono intervenire le istituzioni. Partiranno a gennaio i lavori di riqualificazione a San Cristoforo con nuovi arredi urbani, verde soprattutto alla Playa. Calcio, il Catania nel primo pomeriggio in campo a Giuliano Toscano prepara qualche cambio in formazione dalle 14 su Telecolo, diretta stadio con collegamenti dal De Cristoforo e alla fine del match le interviste ai protagonisti. È morta la professoressa Maria Cristina Gallo, la donna di Mazara del Vallo, divenuta suo malgrado simbolo della malasanità. La sua denuncia sui ritardi nei referti scoperchiò lo scandalo dei referti in ritardo all'ASP di Trapani. Laura Spanò. Addio, la professoressa di Mazara, Maria Cristina Gallo, 56 anni, fu lei che denunciò i ritardi negli esami istologici all'ASP di Trapani, che portò alle dimissioni dell'allora commissario Ferdinando Croce. Quando arrivò il referto che la riguardava, ben 8 mesi dopo la biopsia, quegli esami evidenziarono metastasi diffuse. Grazie al suo esposto è scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente. 19 sono gli indagati, 17 i capi di imputazione. L'inchiesta riguarda i ritardi nella refertazione di oltre 3.300 esami istologici che hanno portato a 352 diagnosi di tumore tardive. La professoressa Gallo è diventata suo malgrado simbolo di malasanità. Pochi mesi prima di morire aveva inviato un messaggio al deputato di Forza Italia Giorgio Mulè che fece diventare un caso politico la vicenda. Speriamo, scriveva la prof, tutto questo possa servire a cambiare le cose per i nostri figli e per chi non ha voce. Maria Cristina però non chiedeva vendetta, voleva solo giustizia. I funerali domani alle 10:30 in cattedrale. Sono tanti i messaggi di cordoglio e di condanna che arrivano dalla politica. È una storia che ti fa vergognare di essere italiano, dice Calenda, leader di Azione. Ha combattuto contro l'indifferenza e i ritardi, contro quel rimpallo di responsabilità che uccide più della stessa malattia, scrive Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Daniela Morfin, ricorda invece il suo coraggio di denunciare. Voglio solo cambiare vita. Un boss di Brancaccio si pente ed ammette le proprie responsabilità. La sua confessione potrebbe aprire scenari interessanti sul business della droga. Tonino De Mana. Voglio cambiare vita e non voglio avere a che fare con la criminalità organizzata. Non sono le frasi di una persona qualsiasi in crisi di identità, ma quelle di Vincenzo Petrocciani, 43 anni, presunto mafioso di Brancaccio che da 2 mesi collabora con i magistrati. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità in videocollegamento davanti ai giudici della Corte d'Appello di Palermo che lo stanno giudicando insieme ad altri 29 imputati. In primo grado Petrocciani, condannato a 11 anni per droga nel processo nato dall'inchiesta Stirpe del 2022, è sotto protezione. Il PG di Palermo ha chiesto ai giudici che gli vengano riconosciute le attenuanti generiche e non ancora quelle speciali previste per i collaboratori di giustizia. Petrocciani, che non è mai stato condannato per mafia, conoscerebbe bene le rotte della droga e i nomi dei mafiosi coinvolti nel business legato allo spaccio degli stupefacenti. È stato in affari con il boss di Brancaccio Antonino Lonigro, creando, secondo gli inquirenti, un canale di rifornimento stabile per la cocaina proprio dalla Calabria. La sua missione di colpevolezza apre ora nuovi scenari. Torniamo ad occuparci dello stupro al Foro Italica di Palermo. La giovane vittima, Asia Vitale, aveva già denunciato prima di quell'episodio altri 2 giovani sempre per violenza sessuale. Sono stati rinviati a giudizio. Marco Gullà.
Ancora una volta il nome di Asia Vitale viene legato ad abusi e tentativi di stupro. È sempre il Foro Italico, ma non il cantiere abbandonato dove nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 2023 Asia Vitale denunciò di essere stata stuprata da 7 ragazzi. Stavolta il punto è diverso. La procura per i minorenni ha chiuso l'inchiesta nei confronti di 2 adolescenti, Samuele e Melo, che all'epoca dei fatti avevano 15 anni e 17. La ragazza, oggi 21enne infatti, quando aveva parlato dello stupro del 7 luglio aveva raccontato anche un episodio precedente dicendo di essere stata avvicinata dai 2 e poi costretta a subire abusi e sempre nella stessa zona della città. I 2 ragazzi andranno a processo e si tratta del 3° processo per stupro che vede la donna come vittima di abusi, un fatto che si aggiunge alle ultime rivelazioni carpite ad Asia Vitale di nascosto mentre parlava al telefono con il conduttore di un podcast locale. La ragazza avrebbe affermato di essere stata consenziente durante quella sera di luglio, ma ha poi smentito categoricamente di avere fatto quelle rivelazioni al conduttore. Smentite su smentite fino alla denuncia per aver inseguito con un coltello il fidanzato. Sono ultime ore di speranza a Favara. Domenica infatti lo stop alle ricerche di Marianna Bello, la donna travolta e poi dispersa nel fango durante un nubifragio. Davide Sardo. Ore decisive a Favara per ritrovare il corpo di Marianna Bello. Le ricerche, ormai agli sgoccioli, si concluderanno domenica. La città attende una risposta. Vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile al lavoro senza sosta. I cani molecolari dei carabinieri di Firenze, 2 pastori tedeschi specializzati nella ricerca di cadaveri, hanno setacciato ogni angolo. Controllate le condotte fognarie, le campagne, le vasche di raccolta e i pozzetti più nascosti. Tutto passato al setaccio. Nei giorni scorsi sono stati ritrovati alcuni oggetti appartenenti alla donna, una borsa, una scarpa e il suo telefono cellulare, indizi preziosi che però non hanno ancora portato al ritrovamento del corpo. In mare, le motovedette della Guardia Costiera continuano a perlustrare le acque da Realmonte fino a Licata. Un fronte vastissimo, battuto metro dopo metro. Il sindaco Antonio Palumbo segue ogni giorno da vicino le operazioni e ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità per i danni del maltempo che hanno rallentato le ricerche. Domenica lo stop alle operazioni, poi resteranno le domande e la speranza di una verità che possa dare finalmente pace a Marianna e alla sua comunità. Nuova incursione al centro Padre Nostro nel quartiere Zen di Palermo, 2 danneggiamenti in 24 ore. Maglio Viola. Secondo danneggiamento in appena 24 ore per il centro di accoglienza Padre Nostro dello Zen, quartiere di Palermo. Ignoti hanno forzato la porta e danneggiato la struttura dopo essere entrati all'interno. Solo ieri un'altra incursione aveva lasciato dietro di sé diversi danni. Fra ieri e oggi i danni arrecati superano i 2.000 euro, tanto che il presidente Maurizio Artale ha deciso di togliere la porta di servizio e sostituirla con un muro per evitare che gli episodi possano ripetersi con incursioni dall'interno. Ma Artale sottolinea come l'incursione sia anche un segnale forte da parte dei delinquenti che vogliono dire questo è il nostro territorio e dunque manda un messaggio alle istituzioni. Io credo che è arrivato il momento che le istituzioni, lo Stato in tutte le sue declinazioni faccia capire che quello non è il territorio dei malviventi dello Zen, ma è il territorio di Stato e in quanto tale va tutelato, a maggior ragione perché la sede del centro di accoglienza Padre Nostro rappresenta un poco, come dire, tutti i cittadini, anche quelli dello Zen, che non condividono con queste persone assolutamente nulla. Artale è abituato a fronteggiare i vandali. Il centro Padre Nostro ha visto numerosi episodi già nella sua sede originale, quella di Brancaccio. L'appello per una reazione da parte delle istituzioni vale per lo Zen, ma vale anche per tutti i quartieri degradati di Palermo. I carabinieri di Carini hanno arrestato un uomo di 44 anni, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per spaccio di droga. L'uomo è stato sorpreso con ben 28 dosi tra cocaina e crack pronte per essere vendute, mentre si trovava in auto con la moglie e i figli minorenni. La droga è stata sequestrata insieme a circa 500 euro ritenuti provento della vendita di droga. Armi e droga sottratta alla criminalità, numerosi i sequestri delle ultime settimane nel siracusano. Il questore Pellicone al nostro TG dice bisogna fare rete con le scuole, la famiglia e la Chiesa. Francesco Aloi.
Kalashnikov, mitragliatrici, munizioni. Nelle ultime settimane nel siracusano i poliziotti hanno fatto diversi sequestri, armi anche da guerra sottratte alla criminalità. Un motivo di grande soddisfazione vuol dire che l'impegno sia sotto il profilo della prevenzione ma soprattutto della repressione è un impegno che dà i suoi frutti. Le armi circolano sempre di più, anche tra i giovanissimi. La macchina investigativa comunque non si ferma mai. Abbiamo una criminalità che si ha da fare, una criminalità ben organizzata. È evidente che questa capacità dell'organizzazione di procurarsi e di avere a disposizione armi è qualcosa sulla quale soffermarci e far riflettere soprattutto. Ma oltre alle armi, ad essere sempre più diffusa è la droga. Tra gli ultimi sequestri ci sono questi panetti di cocaina, quasi 6 kg, che sul mercato avrebbero fruttato più di 600.000 euro. C'è una fortissima domanda di stupefacenti e di droga, tante sono le piazze di spaccio. Oltre all'azione di prevenzione e repressione in senso stretto, occorre un'azione di più ampio raggio, quindi che deve portare avanti la scuola, le famiglie, la Chiesa, insomma tutti dobbiamo fare rete. L'appello del questore rivolto a tutti è questo: scaricate l'app YouPol, perché facendo segnalazioni con la collaborazione di tutti a vincere è la legalità. A Catania adesso, dove grazie al decreto Caivano il quartiere di San Cristoforo sarà riqualificato, gli interventi riguarderanno in particolare la via Playa, la strada che conduce al mare. Simona Mazzone. Come adesso non fanno niente nulla. Sbuttando un anno sembra così stato. Chi vive qui è ancora incredulo, eppure il progetto esecutivo di rigenerazione urbana del quartiere San Cristoforo esiste. Finanziato dal governo nazionale nell'ambito del decreto Caivano. La gara d'appalto si terrà a novembre, i lavori cominceranno a gennaio. Sarà una boccata d'ossigeno per residenti e commercianti. Diamo un valore a questo bellissimo quartiere, questo centro storico e soprattutto anche per noi commercianti. Da quanto tempo non si interveniva in questa zona? Ma qua da almeno 30 anni, da quando ne so io. Ma anche per i molti turisti che affollano in B&B, e sono tanti della zona, che alloggiano qui per raggiungere la playa. Siamo solo di passaggio in realtà, però stiamo provando ad andare al mare. I marciapiedi verranno ampliati e realizzate piazzole di sosta e poi nuovi arredi urbani, verde e impianti di illuminazione. Dov'è il marciapiede? Qua, all'angolo nuovo, dalle asse. Riqualificheranno la zona. Buona, è una cosa buona. Più che altro per i bambini per andare a scuola. Così non si rompono quando camminano. L'intervento interessa l'intero tratto compreso tra via Plebiscito e piazza Caduti del Mare. Qui i residenti hanno raccolto le quote e hanno provveduto da soli in passato a sistemare parte di quella che i catanesi chiamano tornicello. Siamo noi del quartiere, ci stiamo impegnando a sistemare la piazza. Quando riguarda che abbiamo speso dei soldi di tasca nostra per sistemare tutto il resto. Che cos'è che realmente non va qui? Non funziona niente, perché forse siamo in un quartiere come San Cristoforo. Da lunedì 13 ottobre a venerdì 19 dicembre, dalle 21 alle 6, esclusi i giorni festivi, lungo la tangenziale di Catania verranno adottate delle limitazioni al transito per consentire dei lavori. Lo rende noto l'ANAS, spiegando che ci saranno restringimenti su tratti saltuari lungo la carreggiata in direzione Messina, tra lo svincolo di Passo Martino e lo svincolo di San Gregorio. A Catania sequestrati circa 10 mezzi a 2 ruote non omologati, uno era risultato rubato. Ancora Simona Mazzone. All'indomani dell'ingresso di nuovi 100 vigili urbani al comune di Catania si rinforzano i controlli nel centro storico, un posto di blocco operato da Polizia Municipale e Polizia di Stato per tutti quei mezzi a 2 ruote non conformi. Una decina quelli sequestrati, tra i fermati anche un extracomunitario con un ciclomotore risultato rubato che il giovane a suo dire avrebbe regolarmente acquistato. Stiamo facendo un controllo su quelli che sono questi veicoli che molta gente li considera come biciclette a pedalata assistita. In realtà non lo sono, perché la bicicletta a pedalata assistita è quel veicolo che cammina, cioè si mette in movimento con l'ausilio della forza delle gambe. Questi purtroppo a causa di modifiche o a causa di una sorta di pulsantino che ha una batteria, funzionano anche senza l'ausilio della pedalata e quindi sono a tutti gli effetti da considerare dei motorini elettrici. Per chi trasgredisce le regole? Sequestro del mezzo con confisca. Le multe poi possono essere da 1 a un massimo di 5 in base
al tipo di trasgressione. Oltre al sequestro del mezzo, sanzioni per ogni infrazione commessa, dall'assenza di casco e assicurazione alla mancata omologazione del veicolo fino all'alterazione del mezzo. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo con altre notizie. A Messina una grande esercitazione di protezione civile per testare la capacità di risposta del sistema in caso di terremoto. Francesco Triolo. La simulazione di un terremoto del 6° grado è stata l'ultima esercitazione prevista a Messina nell'ambito della settimana della sicurezza. L'iniziativa formativa e addestrativa rivolta ai cittadini e alle forze di intervento per testare la capacità di risposta operativa del sistema locale in caso di emergenza sismica, testando anche l'efficienza delle procedure, delle attrezzature e la cooperazione tra le diverse strutture coinvolte. Questa è una delle zone di ammassamento previste in caso di emergenza. Qui si dovrà ritrovare la popolazione se dovesse accadere un terremoto, ad esempio del 6.3 come è stato ipotizzato in questo caso. Qui siamo nello stand dei Vigili del Fuoco con questo corridoio di decontaminazione che viene utilizzato nel caso in cui dovesse esserci una zona contaminata e quindi è necessario indossare ad esempio una tuta come quella gialla. Insomma, ci sono tutti degli standard, dei protocolli che si devono seguire e che la cittadinanza deve conoscere nell'eventualità di una catastrofe. Quindi in questo momento lei sta visualizzando una mappa di geolocalizzazione dei portatili in VHF, che ovviamente qui in questo momento sono tutti qui i portatili, però quando andranno in dispersione localizzeranno la loro posizione. Dopodiché abbiamo le immagini del drone, c'è il pilota in questo momento che sta facendo una panoramica del campo e quindi siamo in grado di trasmettere le immagini in tempo reale anche in una postazione remota. Una settimana che ha visto diverse esercitazioni, come quella forse una delle più spettacolari dell'incidente al porto con feriti su un bus di croceristi e la risposta del sistema d'emergenza. Da bene confiscato a Centro di Servizi per il Cittadino uno spazio multifunzionale inaugurato al villaggio Ceppe di Palermo. Marco Gullà. È nato a Palermo, all'interno di un bene confiscato alla mafia, in via Besio, al CEP, una nuova struttura con 3 importanti servizi a favore della cittadinanza, una portineria di comunità, un centro delle politiche giovanili e uno sportello sanitario, un presidio civico e un esempio concreto di innovazione sociale. Un ulteriore tassello, punto importante, di avvicinamento dell'istituzione comunale intesa come fattore di supporto e di aiuto al cittadino. Stiamo cercando faticosamente di recuperare un rapporto tra la città e l'istituzione comunale, dimostrando che quest'ultima si immedesima nei problemi dei cittadini e cerca di risolverli con i tempi della pubblica amministrazione e i cittadini che richiedono qualità dei servizi. Amalgamare le istituzioni alla cittadinanza e alla comunità delle realtà periferiche, l'obiettivo di uno spazio come quello. La portineria di comunità è un nome, una denominazione icastica che in qualche modo dà e rende il concetto di servizio. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva a partire dal Catania che nel primo pomeriggio scenderà in campo a Giugliano. Siamo allo sport, al calcio, il Catania nel primo pomeriggio in campo a Giugliano. Toscano prepara qualche cambio in formazione dalle 14 su Telecolor diretta stadio con i collegamenti dal De Cristoforo e alla fine del match le interviste ai protagonisti. Marco Carli. A Giugliano il Catania giocherà la prima di un poker di partite con squadre campane che si esaurirà a fine ottobre. Sulla carta, ma solo sulla carta, gara meno delicata rispetto alle prossime 2, entrambe in casa con Salernitana e Benevento. Ma nessuno vuole pensare alle prossime, l'ha detto Toscano in conferenza, lo sanno i giocatori che hanno tenuto l'ultima seduta nello stadio di Marigliano a pochi chilometri da Napoli. Per il match con il Giuliano l'allenatore dei catanesi studia qualche variazione mentre migliorano le condizioni di Caturano
e mentre Rolfini e Aloi si sono allenati in gruppo in settimana. Confermata la linea difensiva con Ierardi, Di Gennaro e Celli. A centrocampo ballottaggio Quaini-Corbari, con quest'ultimo che è favorito. Lunetta pronto a partire da trequartista con Cicerelli alle spalle di Forte, con la possibilità per Toscano di attingere dalla panchina in tutti i reparti, soprattutto fra i trequartisti e adesso anche nel reparto offensivo. Nessuno pensa a Salernitana e Benevento, ma l'obiettivo è chiaro: arrivare alle 2 partite del Massimino dando un seguito al successo ottenuto contro il Siracusa. Trapani e Siracusa in cerca di riscatto nella 9ª giornata del campionato di C. Sergio Colosi. Cercasi vittoria per Trapani e Siracusa. La squadra di Aronica non conquista i 3 punti da 28 giorni, dal 2-0 contro la Casertana dello scorso 14 settembre. Quella di Turati ha vinto una sola volta contro il Potenza in 8 giornate. I due tecnici non sembrano a rischio esonero, ma le prossime partite daranno maggiori indicazioni. Domenica si giocano Cavese Trapani e Siracusa Sorrento, doppia sfida con la bassa classifica a fare da protagonista. Il Trapani ha gli stessi punti, 5 di una Cavese rinforzata dall'arrivo del difensore Luciani, ma che ha vinto una sola partita ed è in crisi di risultati. Con gli infortuni a condizionare questa fase della stagione, Aronica potrà sciogliere gli ultimi dubbi della formazione soltanto nell'immediata vigilia, dopo un confronto con lo staff sanitario. Ancora assente Nicoli, Salines e Fischnaller recuperati, panchina per Vasquez. A Siracusa c'è grande attesa per la sfida salvezza contro il Sorrento. Il momento è delicato, il futuro in bilico e passa anche dal risultato della gara del De Simone. La tifoseria fa quadrato con la squadra, la società per il momento blinda Turati. Il tecnico pensa a Molina prima punta, Zanini al posto di Job, Bonacchi per Sciapola, impegnato con la Lituania insieme a Gudelevicius. Torna disponibile Guadagni. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa di formazione, torna come sempre alle 14. A tutti un buon sabato.